Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio, approvazione dei bilanci consolidati per gli anni 2016 e 2017, ovvero quelli post dissesto finanziario, ed alcuni provvedimenti inerenti l'Unione dei Comuni denominata Area Urbana Funzionale di Agrigento sono gli argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocata in sessione ordinaria per martedì prossimo 11 luglio alle ore 19 dalla Presidente Miriam Miniemi. La prima variazione di bilancio è relativa ai finanziamenti del Fondo Opere indifferibili per l'anno 2023 dell'Unione Europea e riguarda il progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola Antonio Mendola. In materia di edilizia scolastica, anche la variazione di bilancio relativa al progetto per la realizzazione di una nuova mensa scolastica nella scuola San Domenico Savio. I consiglieri comunali ad inizio di seduta sono chiamati anche all'approvazione della proposta della Giunta comunale relativa allo schema di statuto annesso atto costitutivo dell'Unione dei Comuni, denominata Area Urbana Funzionale di Agrigento, costituita tra i comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo Giangaxio, Raffadali, Santa Elisabetta e Sant'Angelo Moxaro, per l'attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo programmatico 2021-2027. Consiglieri che dovranno anche eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni. Si ritornerà quindi alla materia finanziaria con l'approvazione del bilancio consolidato degli esercizi finanziari 2017 e 2016. Infine, tempo permettendo, chiude l'ordine del giorno una mozione consiliare per proporre azioni finalizzate all'adeguamento del servizio ASACOM.